A settembre le ruspe cancelleranno per sempre il simbolo del degrado di Padova, il complesso di condomini Serenissima di Via Anelli. La loro triste epopea, da case per gli studenti a covo di spaccio e attività illecite, arrivò anche alla ribalta nazionale, quando l'ex sindaco Flavio Zanonato fece costruire il famoso muro antispaccio di Via Anelli. Ora i cittadini accolgono positivamente la fine di quei palazzi verdi che da anni, dopo lo sgombero definitivo, versavano nel più totale abbandono. Conosco la storia di Via Anelli e penso che sia una misura indispensabile e favorevole per la riqualificazione di quella zona. Perché non si può lasciare una cosa così, diciamo, in balia quasi di se stessa, quindi si avrebbe dovuto fare una cosa più radicale. Dal punto di vista simbolico può essere una svolta, senz'altro, però dipende sempre poi di cosa si fa. Perché sicuramente era una zona invivibile, cioè ci sono stati tutti i vari passaggi, ma insomma non è che ci sia stato un miglioramento. Al posto del vecchio complesso Serenissima, secondo uno scambio deciso tra Comune e Demanio, dovrebbe sorgere la nuova questura, una scelta ancor più simbolica del fatto che la città si vuole riappropriare di quel luogo per troppo tempo, zona franca dello spaccio. Deve essere un processo nel quale si tende a educare, istruire, coltivare, integrare, perché non c'è altra strada. Per me sicuramente che è importante che si elimina, però non è che te elimini il problema. Se loro eliminano Via Anelli ci sarà un altro posto